sapé di e sapé fa. Si ragoglie ujunku, e pizzico. A ujunku si ragoglie con le mani o udaiano. I pastori tagliavano, ma io non lo taglio mica, io scaricheggio. Piano piano, allora ujunku assai fino per fare e fattoie e appena più grosso per fare i gasaglie, perché i gasaglie non sono mica bene, sono chiare e ci vuole che le siano più resistenti. C'è un femminile, un Junco Jean-Cus Maritimus. Junco femminile, quello non si piglia mica perché è duro, non si può mica intrecciare. E più un maschile, quello più piccolo. Bon, quella giù pigliata non l'ho mica fatta apposta, non l'ho mica aiutata, mi tengo. Allora, un Junco, quando pigliamo un Junco, o diremo un Junco ci lasci alle volte bene facilmente e delle volte strappa. Per avere la fortuna che lo sia vero. Dopo, quando faccio le fattoie, ho una manata. Al termine di misura di una manata, un mannello, una manata o un spugnarello di stigli. E quando uno ha fatto la sua manata, può fare la sua fattoia o la sua casaccia. Bon, per raccogliere un Junco ci può essere o a luna vecchia o a luna nuova. Ma allora, voglio dire che come i pastori facciano ognuno a sua maniera un gas o un roccio, fanno lo stesso per la raccolta di un Junco. Andiamo bene a chiesa, guardano la luna nuova, io davo guardano mica la luna, non io a luna vecchia, allora io faccio come ho scelto. Ho fatto tutte le maniere, ho scelto oggi siamo in luna nuova e c'è più succio che alla straluna. E quando è maroso, avete visto qui, ha strappato, mi ha detto un pastore, quando c'è un maroso, un Junco si tira di meglio, e bene più facilmente, e di bere. Ecco, e quando ho fatto la manata, mi ce ne vuole assai, avrà già finito a mano, pizzica, mica dati che aveva già le mani piene di sangue. E ci vuole a poco presto una ventina di minuti con l'abitudine per fare una manata e un po' su mi capigliare tutto dentro. Ma di tradizione si piglia lo Junco il 24 di giugno, come assai piante, come le noci, come il solstizio d'estate. Ma ci so che i pastori pigliavano anche inverno, io li pigliavano d'inverno, a parte di novembre perché o le facevano eli o le compravano, ci so che non sapevano fare, mica fare né fattoie né casacce, e le compravano, le facevano fare o scambiavano anche il gas. E la fattoia è piuttosto impiegata qui verso Ena, verso Niolo, e a gasaglie piuttosto di Beaumonte. E parte di piano, e parte a Iaccio, e parte di nodi di abortueccio. For di sartene che sartene usavano scudele ma in legno, perché la maniera di fare un gaso sartinese non è mica lo stesso che il nostro. E dunque quando ho pigliato la manata, più il più possibile, faccio le corone, la giù a fare una, ho a giocare a manella, perché oggi è fatta, a poco presto.
Addio, va. Addio. Amo Manila. Bon, questo è un gesto di tutti gli agricoltori, i pastori, per fare un liame, tutto il mondo, ma non parlato così, ma di un loro che facevano tutti i vecchi, per tutto, un tronco non faceva nulla. Ecco, uno è fatto. Allora, due, taccio, Ah oui, mais